E ben trovata. Io che sono sempre stata all'opposizione di Berlusconi, distinto mi viene da dire che l'errore fondamentale è stato aver messo insieme capra e cavoli, cioè destra e sinistra, con un governo non voluto dagli italiani e quindi un governo del compromesso, come si dice adesso volgarmente, dell'inciucio. Poi da cittadino mi comincio a porre il problema e quindi, e quindi che facciamo? Il problema di fondo, io credo che sia meglio andare il più presto possibile a chiedere agli italiani quale governo, quale politica e da quale classe dirigente essere rappresentata al governo il più presto possibile. Ma nel frattempo, se qualcosa di buono può fare, bisogna guardarlo con spirito laico e senza rancore. Cambierebbe la legge elettorale prima di andare a votare? Noi dell'Italia dei Valori abbiamo raccolto 1.200.000 firme, essendo di referendum non è che potevamo farlo aggiungendo qualcosa, ma solo togliendo qualcosa. E la proposta che noi abbiamo fatto è di ritornare quantomeno al Mattarello. Ma torno a ripetere, e questo lo chiedo davvero ai miei interlocutori anche, posto che nessuno ha la ricetta sacrosanta e posto che comunque 1.200.000 cittadini davanti a un pubblico ufficiale hanno firmato una proposta, non è meglio partire da quella? Magari togliete il nome dell'Italia dei Valori, metteteci la vostra, ma partiamo da quello per rispetto a quel 1.200.000 cittadini.